Bonjour mon ami, oggi sono vagamente francese, ma solo per un attimo. E volevo leggervi, e quindi per questo mi sono messo gli occhialini da presbite, che non è una carica sacerdotale, per chi non lo sapesse, ma è uno che ha una piccola limitazione visiva. In questo caso io ce l'ho pochissima, proprio piccina piccina, ma servono perché lì è scritto purtroppo poco. Lì dove, non so se c'è l'inquadratura, può fare un computer, dove ci sono scritte le regole del calcio, delle quali io adesso darò lettura per il vostro stupore. Sentite, sentite, sentite. Queste restrizioni, eccetera, eccetera, determinano un calcio di punizione diretto, quindi è una punizione. Dare o tentare di dare un calcio a un avversario. Tentare di dare, quindi gli arbitri dovrebbero stare attenti anche all'intenzione del fallo. Dico bene? Fare o tentare di fare uno sgambetto ad un avversario, colpire o tentare di colpire un avversario, saltare su di un avversario. Io veramente quando vedo le partite di calcio la cosa più frequente è che l'un salta addosso all'altro, caricare un avversario, spingere un avversario, effettuare un tackle o un contrasto su un avversario, trattenere un avversario, sputare contro un avversario, ma per fortuna questi sono casi meno facili, ma accadono, toccare volontariamente il pallone con le mani, ostacolare un avversario venendo a contatto con lui. A me pare che quest'ultima frase smentisca ciò che si dice del calcio, e cioè che è uno sport di contatto. Ma se qui dice che ostacolare un avversario venendo a contatto, è scritto qua, con lui, questo fa riflettere, Poi ancora andando avanti, giocare in modo pericoloso, le possibilità sono infinite. Ostacolare la progressione di un avversario. Poi altri falli, qui dice peculiari, una bellissima partita, essere colpevole di comportamento antisportivo, protestare con parole o gesti contro gli ufficiali di gara, trasgredire ripetutamente le regole del gioco, ascoltate, non rispettare la distanza prevista per un calcio di punizione, per un calcio d'angolo o per una rimessa dalla linea laterale è giallo. Ritardare la ripresa del gioco è giallo. Poi insiste, le espulsioni, commettere un grave fallo di gioco. Potremmo dire che è un tackle che comporta il rischio di mandarti all'ospedale, è un grave fallo di gioco. Quanti ne accadono ogni domenica su tutti i campi? Essere colpevole di condotta violenta, sputare contro un avversario, usare un linguaggio o fare gesti offensivi, ingiuriosi, minacciosi, blasfemi. Ma io vedo spesso i giocatori che urlano delle cose irripetibili non solo nei confronti dell'avversario, ma anche dell'arbitro. Ricevono una seconda ammonizione nel corso della stessa gara. Io adesso levo il computer perché certamente ci siamo schiariti le idee, posso togliere anche gli occhialini perché per parlare non ho bisogno di mettere a fuoco la vista, ma certamente stamattina ho avuto bisogno di mettere a fuoco l'intelletto, ma io queste cose le so da sempre e oggi è sabato, domani non si va a scuola, uno si sente un pochino più libero, ho voluto manifestare queste strane incongruenze, paradossi. Io devo dire, spesso ho parlato anche con qualche arbitro del fatto che non esiste il giallo solo al 22esimo del secondo tempo. Se dopo 3 secondi un giocatore trattiene la maglietta, mi spiegate perché non è giallo? Cioè, se trattenere la maglietta è giallo, deve esserlo sempre. Se fare un intervento veramente pericoloso è giallo o rosso, va fatto.
e non al 37esimo del secondo tempo. Così, perdonatemi, si snatura il calcio. Mi è stato obiettato, ma se noi rispettassimo le regole, ho detto proprio così, se noi rispettassimo le regole, cari arbitri, le partite finirebbero magari 4 contro 4. E sapete cosa ho replicato io? Benissimo, sarebbe anche divertente, ma state certi che dopo un po' di tempo che queste regole vengono giustamente applicate, starebbero ben attenti i giocatori e torneremmo forse a vedere il gioco del calcio, lo ripeto e sono esaurito da questa affermazione, e non la guerra del calcio. Quello che io vedo sui campi, purtroppo non soltanto della prima squadra, ma anche della seconda, della terza, della quarta, della quinta, della settima, dell'ottava, della nona, eccetera, spesso è violenza e macelleria e certamente non fair play. La pausa era voluta. Riflettiamo, riflettiamo. Ed eccoci, domani abbiamo Monterosi Tortoli, che devo dire ha un nome così simpatico che io già gli voglio bene. Chissà come sono gli abitanti di Tortolì, mi li vedo tutti un po' così, sfarfalloni, simpatici, divertenti. Domani sapremo se è vero oppure no. Comunque, come sempre, per le meravigliose squadre sarde noi abbiamo preparato un rinfresco dopo la partita, comunque sia andata, perché il calcio prima di tutto deve essere un grande sorriso e stimolare la fraternità. Come andrà non si sa, parapaponzi, ponzi pa. Finisco qui, non dico altro e saluto sempre, come sempre, mamma e papà, non solo la mia, ma anche la vostra, e così sia.